Buongiorno, buongiorno a tutti. Nuova avventura, partiamo da Contrada Rossi, siamo a Schio e arriveremo al Monte Novegno a 1552 per il percorso 422. Siamo nelle Prealpi Vicentine, arriveremo a Malga Busa Novegno, dove troveremo anche un osservatorio costruito nel 1985, quindi un percorso circa di 10 km. Per oggi non sono da solo, come potete vedere c'è il mio nuovo compagno di avventure Faruqi. Eccolo qua, il mio nuovo compagno di avventure Faruqi, arrivato da Siviglia circa 20 giorni fa e in adozione dall'FBM, quindi partiamo, si va. Naturalmente questa è una zona interessata dalla prima guerra mondiale, quindi troveremo molte trincee lungo il cammino e quindi si va. Ed ecco qua la Contrada Rossi. Arrivati a questo punto prendiamo il sentierino che sale sulla sinistra. Ecco qua il nostro segnale CAI. Ho voluto visitare la contrada e si inizia a salire. Il sentiero parte, tira un po', naturalmente in questo modo evitiamo tutta la strada e si va come un biscione, evitando l'asfalto e vivendo in serenità con il bosco, madre natura. Si va. Come potete vedere, guinzaglio stensibile per dare modo a lui di muoversi nel rispetto di ciò che ci circonda. Guinzaglio sempre. Ricordatevi sempre che il guinzaglio in zone di montagna, visto i caprioli, i camosci, è giusto rispettarli. Siamo noi ospiti del bosco, quindi guinzaglio, consiglio estensibile per dare modo a lui di annusare gli odori e per la sicurezza sua, la sicurezza nostra e la sicurezza di chi ci sta intorno. Detto questo, si sale. Vi posso assicurare che il silenzio è totale, magico direi. Arrivati a questo punto, non a sinistra, andiamo verso destra, dove su quell'albero troviamo la segnaletica CAI. Passaggio suggestivo sotto questo albero che è caduto, mentre le campane del paese suonano. Si va. Ed ecco qua il sentiero sterrato che sale, ma noi andiamo a destra, la facciamo un po' più difficile.
Guardate lo spettacolo delle cime innevate. Abbiamo il Carega in fondo sulla sinistra, lo riconosco, spettacolare. Siamo usciti dal bosco e il cielo è azzurro, senza una nuvola. Tanta fatica ma ripagata. Guarda che spettacolo. E davanti a me Sua Maestà il Carega, che oggi vedo da questo lato, e noi proseguiamo dritti. Sbucati dal Partone, dopo una panoramica bellissima sul nostro Carega, noi facciamo un pezzettino di strada e giriamo a destra. E siamo arrivati a questo punto panoramico. Oggi non è molto limpido, però vi posso assicurare che Madre Natura stupisce anche oggi. Mentre sulla sinistra ecco il nostro sentiero che sale. Siamo arrivati a questo punto dove troviamo un'altra panchina per riposarsi e per ammirare lo spettacolo della natura. Noi ora saliremo a sinistra, faremo un giro d'anello sopra, mentre a destra è il sentiero che prenderemo poi per scendere. Arrivati a questo punto troviamo una malga sulla sinistra e il parcheggio. Vi posso assicurare che d'estate questo luogo è riempito di persone, mentre davanti a me inizio a vedere la croce che raggiungeremo tra un po'. Arrivati a questo punto, ora saliamo e andiamo verso Malga davanti. Ed ecco davanti a noi Malga davanti, oggi chiusa, ma troveremo il tempo per venirli a trovare tra un po'. Ed ecco qua Malga davanti, che gode di un panorama stupendo. Ecco qua come si comporta un levriero, come vedete è calmissimo, è attirato da mille odori, fantastico. Adottate, ricordatelo.
Ora noi saliremo e arriveremo a Forte Rivon, mentre davanti a noi troviamo Malga Busa Novegno e sulla destra l'osservatorio che raggiungeremo più tardi. Come potete vedere ci sono queste cartellonistiche che indicano la storia di questo luogo della prima guerra mondiale. Questo è un anello di circa un'ora, si chiama Anello Monte Novegno. Davanti a me la croce che raggiungeremo tra un po' e fa tutto il giro per arrivare al forte e poi si scende per questa strada. Sentiero molto suggestivo d'inverno e anche d'estate. Ed ecco qua il cartello che indica Forte Rivon, sentiero 401, 20 minuti. Arrivati a questo punto, altre postazioni. Stiamo parlando della prima guerra mondiale. Questa è la visuale Forte Rivon. Guardate davanti a noi Vesuvio e il mio amatissimo Carrega, è spettacolare. Lasciamo Forte Rivon e andiamo verso la Malga Busa Novegno. Guardate la ricostruzione che è stata fatta della baracca. Ecco davanti a noi Malga Busa Novegno, dove l'estate si mangiano degli ottimi panini, l'osservatorio, e noi andiamo verso il cimitero militare.
Siamo arrivati all'ex cimitero. Ed ora si va verso la cima per una breve panoramica. Ed ecco qua il sentiero che sale alla croce. Buongiorno a tutti dalla croce del Monte Novegno. Siamo a 1552. Oggi la panoramica è abbastanza offuscata. Il tempo sta cambiando. Ecco davanti a noi Busa Novegno. Naturalmente è tutto inserito nel video che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Monte Rivoli, dove sono stato al forte, dietro il Pasubio, e alla mia sinistra, che mi guarda da lontano, il Carega. Purtroppo sotto non si vede nulla. Vi posso assicurare che da qui lo spettacolo è unico. E dalla croce del Monte Novegno, Mauro, gli amici del Carega. Che questa croce porti pace a tutto il mondo che è arrabbiato, non si sa con chi. E quindi buona giornata e buon lavoro, Mauro. Ancora gli amici del Carega. One night, everything was perfect. Our love was so strong. But now everything is undone, and all I can do is miss your luck. One day, everything was perfect. Our love was so strong. E ora piano piano riprendiamo la discesa. E siamo tornati al famoso bivio. Stamattina siamo saliti a sinistra e ora si scende a destra. Discesa tramite carrozzabile, ci voleva dopo tante ore di cammino un po' di relax, per modo di dire. Si va. Lo spettacolo del bosco. Ormai ci siamo e quindi tra un po' tutte le informazioni, però è stata tosta anche oggi. Siamo arrivati con la macchina, parcheggio gratuito, e ora le informazioni. Buongiorno a tutti, trekking terminato. Pensavo di stancarlo, lui ha stancato me. Sono stati 14 km con 850 metri di dislivello positivo e negativo, abbiamo fatto un 8. Siamo partiti da Contrada Rossi, sentiero 422, poi Monte Novegno. Abbiamo fatto il giro ad Anello, siamo stati a Forte Rivon, a Malga, Busa, Novegno, e poi siamo saliti alla croce. Siamo scesi dalla carrozzabile e posso assicurare che mi ha stancato. Quindi durante la settimana foto, video, tracciato, condividerò anche il tracciato. Ringrazio chi mi ha riconosciuto, incredibile, anche su a Novegno, la signora dei 70 anni, che ha fatto il Monte Bianco, il Monte Rosa, grandissima
signora gentilissima, e quindi Mauro Faruqi vi augurano a tutti voi la buona giornata, il buon cammino e la buona salata. Mauro Faruqui, gli amici del Carrega, non è ancora abituato alle riprese.